Simona Ferro, benvenuta. Allora, ovviamente siamo qui a Genova, un evento che è il suo esordio, uno sport, walking football, uno sport insomma che inizia da poco, però insomma l'esordio a Genova fa piacere perché ricordiamo che la Liguria è regione europea dello sport. Grazie a voi di questa opportunità di mettere in risalto innanzitutto la Superba Calcio, che è davvero un presidio sociale importantissimo, perché annovera più di 300 iscritti, soprattutto nel tessuto dei più piccoli, dei più giovani, ma oggi ci riserva davvero un evento particolare dedicato agli over. Ecco, si parla tanto degli over, qui in Liguria abbiamo tanti over perché è una regione davvero con tante persone anziane e quindi diciamo, la Regione Liguria come istituzione non vuole davvero lasciare nessuno indietro, soprattutto in questo anno importante dove la Regione è stata appunto insignita di questo titolo europea dello sport 2025. Noi vogliamo infatti cercare di implementare l'offerta sportiva a tutti i livelli, dai più piccoli come metodo di crescita ai più grandi, perché lo sport aiuta a mantenersi in forma, ma anche alle persone un po' più avanti con l'età che, ahimè, è naturale, non si hanno più le prestazioni fisiche dei 20 anni, ma che comunque grazie appunto a un'attività come questa, al calcio camminato, consente comunque di poter praticare sport e rimanere in forma soprattutto mentale. Le istituzioni che giustamente promuovono, ovviamente fanno anche i gol alle nostre spalle, Bravissimi. quindi le istituzioni che danno proprio manforte a tutto questo tipo di iniziative per tutte le età. Poi la Superba Calcio, tra l'altro, quindi dai bambini agli over 50, 60, 70. Assolutamente sì, quelle che sono le iniziative che ci vengono sottoposte, noi con tanto entusiasmo diamo un supporto economico e anche comunque il nostro patrocinio, ma io ho voluto fortemente organizzare un bando dedicato proprio agli enti di promozione sportiva che vogliano organizzare eventi sportivi dedicati agli over 65, che vuol dire ad esempio attività fisiche appunto come il calcio camminato, ma vuol dire anche ad esempio accompagnare le persone appunto che sono un po' più avanti con l'età in escursioni anche outdoor, quindi un modo anche di conoscere il nostro territorio, perché ricordiamo lo sport che noi vogliamo promuovere in quest'anno non sono soltanto i grandi eventi agonistici, ma sono gli eventi sportivi che aiutano anche a promuovere la nostra Liguria grazie appunto alla conoscenza di luoghi magari che non si conoscono, ma che grazie a queste manifestazioni si possono comunque approfondire. Quindi anche le famiglie vengono coinvolte, diciamo, a 360 gradi, perché qui parliamo di giovani, insomma, di over e poi anche di donne, perché c'è Assolutamente anche, sì, ovviamente, anche assolutamente la sì. parte femminile di questo. Beh, innanzitutto diciamo che il presidio della Superba Calcio è davvero esemplare perché qua vediamo magari dei papà che hanno i bambini che portano magari poi nella settimana i figli appunto ad allenarsi, tante mamme che li accompagnano, ma tante mamme che anche comunque giocano a calcio, perché sfatiamo questa cosa che il calcio sia un'attività sportiva meramente maschile, un po' come il ciclismo. Infatti noi anche quest'anno vogliamo, grazie ad esempio al Giro dell'Appennino, che è una manifestazione internazionale di ciclismo, abbiamo voluto fortemente che l'associazione che organizza questa manifestazione abbia anche diciamo accanto un evento al femminile, quindi un Giro dell'Appennino in rosa. E quindi perché noi vogliamo promuovere, in qualità anche di assessore alle pari opportunità, per me questo è sicuramente un orgoglio, promuovere appunto lo sport che possa essere anche un veicolo di tutela delle pari opportunità. Io dico sempre, noi donne dobbiamo rivendicare la nostra diversità, perché è bene ed è bellissimo essere donna con tutte le nostre caratteristiche e peculiarità, ma dobbiamo invece pretendere di essere pari e che lo sport ci può aiutare davvero a veicolare un importante messaggio sociale. Veramente grazie per questo intervento, Simona Ferro, assessore allo sport qui a Genova. Grazie ancora. Grazie a voi. Ebbene, qui oggi sono anche in veste di cavaliere dello sport. Ovviamente con me Omar De Montis, presidente provinciale ASI Genova. Omar, qui abbiamo una partita, uno sport che esordisce a Genova, il walking football, nuovo, con 3 squadre in campo oggi. Sì, oggi siamo ospitati dalla società Superba Calcio, che è una
è la promotrice di questo evento, che è un triangolare tra Pinerolo, Luserna, Novara 1 e appunto la squadra ospitante, che è la Superba Calcio, in questo evento di promozione, no? Nel senso che il walking football è una nuova disciplina che sta nascendo in questi anni, e a Genova e in Liguria le società che hanno eh, diciamo, sposato questa nuova disciplina sono poche, quindi nei compiti di ASI c'è la promozione sportiva e sociale. Noi siamo qua perché abbiamo fatto un nuovo accordo, abbiamo trovato questo nuovo modo di fare promozione con la Superba Calcio, e quindi dobbiamo sviluppare tutto un discorso di promozione e sviluppo di questo settore a Genova e in Liguria. Questo è un evento che chiama per la prima volta anche squadre da fuori regione, e siamo qua a dare il nostro contributo. Senti, a proposito di contributo e di principi su cui si basa, quindi sia i Cavalieri dello Sport che ovviamente l'ASI, e parliamo di solidarietà, sostenibilità, inclusione, ormai parliamo di valori importanti, sia per i Cavalieri, dicevamo appunto, che per l'ASI. Ma oggi è una dimostrazione di quanto lo sport può fare per tutti qualcosa, per ogni età, per ogni genere, per ogni tipologia di approccio allo sport, no? Che non sia prettamente agonistico, no? Oggi abbiamo giocatori che sono più vicini agli 80 che ai 70, quindi è la dimostrazione che lo sport è fatto con le regole adeguate, che tutela logicamente la parte agonistica di chi svolge questo tipo di sport, può essere avvicinato da chiunque. Quindi il fatto di poter dare la possibilità a chi ha la passione per il calcio di giocarlo ancora nonostante l'età, nonostante magari gli acciacchi, è una cosa importante, no? È un simbolo di inclusione e di opportunità di promozione sociale e sportiva. A proposito di promozione, lasciamoci insomma ricordando che il 26 di aprile i Cavalieri dello Sport e anche ASI saranno insieme a Veleggiando, imparando veleggiando ad Otta una Riva, quindi un evento per i ragazzini, ma non solo, anche per le famiglie, sostenibilità ambientale e sport. Bene, con altri due ospiti quest'oggi, quindi siamo col direttore generale della Superba Calcio e il vicepresidente. Partiamo insomma dal direttore generale, che ce l'ho subito. Sì, Francesco Malinconico, buongiorno a tutti. Walking football, insomma uno sport nuovo, un ritrovarsi, un momento anche di convivialità, però insomma parlando un po' dello sport, di questo nuovo sport. Sì, allora, diciamo che per me è un mondo nuovo perché sono anche direttore tecnico del settore giovanile della scuola calcio e mi sono dedicato sempre al calcio tradizionale. E poi il nostro capitano Borsetti mi ha chiamato chiedendo la possibilità di iniziare questa nuova avventura, e l'abbiamo accolto con grandissimo entusiasmo, e quindi ci siamo sempre più documentati, perché comunque è uno sport diverso, particolare, ma a noi piace tantissimo il fatto che possa integrare comunque i cosiddetti diversamente giovani. Noi gestiamo ragazzini che stanno dal 2019 sino alla prima squadra, e quindi era un'idea ottima per ampliare, diciamo, il parco dei nostri tesserati e dare la possibilità a tutti di fare sport in una maniera sana. E so che ci tengono tanto, me l'hanno detto, al terzo tempo, quindi abbiamo preparato un terzo tempo alla Ligure con le lasagne al pesto, che penso che da Novara e Pinerolo apprezzeranno, la cima alla genovese, quindi diamo un po' del nostro per questo primo torneo nazionale da noi. Quindi lo sport per giovani, giovanissimi e anche per insomma, gli over. Vicepresidente, Buongiorno, Roberto Parrilli, vicepresidente della Superba Calcio, e intanto siamo onorati di ospitarvi e di partecipare alla vostra intervista.
Allora, lo sport per grandi, per piccini, questa è la Superba Calcio, insomma, con questa novità abbraccia un po' tutta la famiglia. Assolutamente, questa è stata un'iniziativa che abbiamo apprezzato perché noi ci riteniamo una grande famiglia che deve far crescere dai più piccoli e deve continuare a coccolare in qualche modo anche quelli che sono i loro nonni, che hanno piacere di fare il tifo per i ragazzini, ma anche di essere tifati e sentirsi ancora giovani, come in realtà lo sono poi alla fine. E quindi noi abbiamo appoggiato e incentivato questo progetto con grande entusiasmo e con grande passione per lo sport, perché poi lo sport deve essere divertimento, gioia e deve portare un sorriso sul volto di tutti. Per noi, dai più piccoli ai meno giovani, è una missione che dobbiamo portare avanti per la città e per questa regione. Quindi per le famiglie che vogliono insomma aggregarsi a tutto questo bel progetto, partecipare sia con i giovani insomma che con gli altri componenti della famiglia, la Superba Calcio e i vostri riferimenti. Assolutamente, il progetto è appena nato e abbiamo iscritto la prima squadra che è over 60, però vorremmo continuare con iscrivere quelle che possiamo definire nuove leve e quindi continuare con gli over 50, gli over 70 e è anche uno spazio importante per le donne che vogliono partecipare, anche ex calciatrici che vogliono partecipare a questo sport, possono iscriversi nella leva over 40. Ovviamente possono scriverci direttamente in società a info@superbacalcio.it e dove possono lasciare indicazioni, richieste e dove noi accoglieremo con grande gioia e con grande entusiasmo qualsiasi persona abbia voglia di continuare a mettersi in gioco. Quindi per tutta la famiglia, anche per le signore, la Superba Calcio vi aspetta. Borsetti, poi ovviamente abbiamo anche Omar De Montis per Asi e abbiamo anche Roberto Bresciano. Allora, iniziamo da Roberto Borsetti, questo Walking Football. Di cosa si tratta? Sì. Praticamente è una possibilità di fare sport, di continuare a fare sport, in questo caso il calcio, sarebbe calcio camminata, walking football, diciamo dedicato alle persone diversamente giovani, quali siamo noi, quindi over 50, over 60 e over 70. Questa è una prima esperienza che facciamo qua a Genova, questo sport è giocato in tutto il mondo e chissà come mai in Liguria non lo conosce nessuno. Quindi noi ci stiamo adoperando, grazie alla società Superba Calcio che crede in questo progetto, per far sì che venga conosciuto e avere la possibilità di organizzare tornei, campionati qua nella nostra Genova e perché no Liguria. Quindi lo consiglio a tutti, è indicato per la salute, per problemi neurologici o cardiologici e poi ci toglie dal divano. Da Netflix. Sì, diciamo che dà la possibilità a chi ha sempre giocato di continuare anche in età, come ripeto, diversamente giovane. Non voglio dire l'altro modo perché comunque mi sento ancora in grado di poter fare questo sport. E lo stesso per i miei compagni, e niente, siamo molto entusiasti di questo, ci crediamo, anzi invitiamo chiunque a venire anche a provare con noi la venerdì mattina, noi ci alleniamo. Quindi ecco gli orari, i giorni e i contatti. Venerdì al campo del Lagaggio, quindi dell'impianto sportivo della Superba, dalle 10 alle 11:30 e poi chiaramente, che è una regola del calcio camminato, si va tutti a pranzo, il terzo tempo si fa tutti con le gambe sotto il tavolo e quindi mangiare le specialità giustamente liguri. qualsiasi cosa, in questo caso liguri, però quando noi ci spostiamo andiamo fuori regione mangiamo specialità di altre regioni, quindi è interessante anche per quello, poi molto conviviale perché con un buon ambiente non siamo più ragazzini, quindi badiamo solo a non farci male, anche perché questo sport lo permette, ha delle regole dedicate esclusivamente alla sicurezza, la prima su tutte che non si può correre, quindi questo dice tutto. Direi che è un fallo, ma questo poi lo vediamo anche con i tecnici. Certo. Allora, noi abbiamo anche Roberto Bresciano che ha anche una voce da cronista sportivo, no? Modestamente, mi ritrovo con questa voce e ne sono orgogliosamente.
Allora, ha già raccontato tutto il mio collega. Io non faccio altro che ribadire che questo sport ci consente a noi, come dice lui, che non siamo più giovanissimi, di poter continuare a tirare due calci al pallone. E in questo modo ci fa sì che stiamo tutti assieme, socialmente ci troviamo più integrati e va bene così. Quindi sport, salute, benessere, mangiare, convivialità. Esatto, tutto ciò che comincia a noi di una certa età a venire un po' meno e noi cerchiamo di 78 anni, vabbè, Però, complimenti. Quindi, Borsetti, il nostro prossimo ospite. Al nostro prossimo ospite in questo momento sta giocando comunque il signor Vito Gibin, che è il vicepresidente della Walking Football Italia, quindi appena avrà terminato la sua partita chiederemo a lui tutte le diciamo, notizie tecniche e cosa consiste il Walking Football Italia, che è un grandissimo movimento che sta crescendo giorno dopo giorno. Grazie. Vito Gibin, vicepresidente di Walking Football Italia, uno sport nuovo, un'avventura sportiva importante per l'inclusione. Assolutamente sì, il nostro sport è dedicato a persone diciamo che hanno più di 50 anni nel settore maschile, più di 40 anni nel settore femminile, ma è dedicato anche a una maggiore inclusività, nel senso che noi stiamo organizzando anche tornei con ragazzi disabili psichici, stiamo discutendo una eventuale, direi possibile, cooperazione con le associazioni di malati di Parkinson che possono giocare al nostro gioco, quindi a parte la normale competitività che c'è tra persone che hanno solo qualche acciacco, quindi qualche motivo per cui magari non funziona bene il menisco o qualcos'altro, quello è abbastanza ormai riconosciuto e accettato. C'è anche questa volontà di coinvolgere persone meno fortunate, chiaramente anche il settore femminile, e di conseguenza l'inclusività fa parte del nostro progetto generale. Allora, per insomma, avere informazioni su questa importante, non iniziativa, ma proprio un vero e proprio progetto, un nuovo sport, cosa possono fare insomma, le persone interessate, le società sportive interessate? Scriverci un'email a walkingfootballitalia@gmail.com. E poi parliamo anche di inclusività, ma anche di convivialità, quindi ci saranno poi dei momenti che sono quasi, insomma, fanno parte del progetto, no? Quindi di terzo tempo, come oggi, che verrà fatta una gran festa. Il terzo tempo è una nostra regola non scritta. Non solo, noi stiamo impostando il nostro gioco in modo diverso, non vogliamo distaccarci dal calcio, ma solamente per la mentalità un po' troppo agonistica e un po' eccessiva in proteste e simulazioni. Nel nostro sport, persone che hanno 50, 60, 70 anni, che sono le 3 nazionali che abbiamo nel maschile, 40 nel femminile, che protestano con l'arbitro, non sono benvenute, non accettiamo molto questa protesta. La nostra mentalità è quella del rugby, non c'è nessuno che si deve permettere di protestare contro l'arbitro, che è una persona come noi. L'arbitro, a differenza del calcio, dove sta totalmente separato dal gruppo giocatori, gli arbitri vengono a mangiare la pizza con noi dopo la partita. Il terzo tempo è una regola non scritta, tutti quanti ritorniamo ad essere giovani quando giocavamo a calcio, eravamo competitivi a 20 anni, oggi si ritorna alla nostra età a dare un calcio al pallone, ma poi ad andare a mangiare ancora la pizza con gli amici. Questo è fondamentale, è veramente aggregativo, è un qualcosa che cementa le persone anche tra squadre separate. Ritrovare quindi lo sport e il rispetto, oltre che ovviamente l'inclusione e i principi insomma, che avevamo detto. Per le regole di questo sport è interessante perché è walking, quindi camminando. No, allora in realtà noi usiamo walking football invece che calcio camminato.
perché quando si parla di calcio camminato, nella testa del vecchio calciatore, io stesso ho fatto il mio sorrisino ironico la prima volta che ho sentito calcio camminato. Memore di questa esperienza, so che parlando con qualcuno che ha giocato a calcio in passato e sente il calcio camminato, comincia a mettersi un po' sul chi vive, ma sì, che cos'è questa cosa? In realtà nel nostro sport non si cammina, si marcia rapidamente, c'è una mobilità rapida, quindi accettiamo la parola walking football perché poi è una traduzione letterale dall'inglese, non abbiamo un termine per scrivere calcio marciato che non viene un granché bene, ma la realtà è questa, questo è un calcio dove si marcia. Di conseguenza si fatica, un'ora del nostro gioco, si suda decisamente. Poi, siccome nelle regole le due fondamentali sono non si corre, quindi non è vero che si cammina, semplicemente non si corre, e non c'è contatto. Queste sono le due regole principali. La terza è non si può alzare la palla oltre il limite della testa per non andare a contrasto di testa, alla nostra età non sarebbe carino. Quindi queste tre regole importanti fanno sì che il nostro gioco ha un piacere per chi alla nostra età ancora voglia di dare un calcio al pallone. Grazie per questi insomma, ragguagli, questi chiarimenti su quello che è questo nuovo sport, quindi la marcia, che ovviamente è anche una disciplina insomma, dell'atletica, quindi parliamo di sport riconosciuto, quindi questo walking football è riconosciuto anche per questo. Allora, riconosciuto in questo momento moralmente, però si sta muovendo la UEFA, quindi c'è già un progetto UEFA che prevede un regolamento UEFA, delle casistiche per cui ci sarà uno sviluppo. Chiaramente se si muove la UEFA si dovranno muovere anche le federazioni di calcio nazionali per accorpare questo gioco ormai in tutta Europa. Basta digitare su internet walking football e si capisce nel mondo quanti milioni di persone sono. Adesso verrà da ridere che mi sente dire milioni di persone, ma la realtà è questa. Io ho contatti con Sudafrica, Australia, Brasile, quindi ormai questo gioco è diffuso totalmente. Ci sono campionati in Europa dovunque, quindi parliamo di milioni di persone e ce ne sono molti milioni in più che in questo momento non sanno ancora che esistiamo e quando lo scopriranno verranno a divertirsi con noi. Grazie Vicepresidente, la lasciamo quindi insomma, ai suoi atleti. È stato un piacere. Valeriano Vacalebre, siamo insomma qui in questa meravigliosa poi giornata qui a Genova per Liguria, regione europea dello sport, un evento interessantissimo, Walking Football. Sì, sono qui oggi a rappresentare il Comune di Genova come vicepresidente della quarta commissione promozione della città e cultura, che si occupa ovviamente anche di tematiche relative allo sport che si tiene nella nostra città. Ho accettato volentieri l'invito degli amici della Superbo, una società sicuramente molto importante a livello genovese che ben stanno facendo per le leve giovanili con la prima squadra e che come vedo oggi si occupa anche degli ex calciatori che comunque vogliono mantenersi in attività e che riescono a farlo anche grazie a questo sport sicuramente molto simpatico ma anche molto socializzante che è il walking football. Parlando proprio di socializzazione ci sarà anche un terzo tempo, interessante. Sì, tra l'altro io sono un ex rebbista e dunque il terzo tempo per noi è una parte fondamentale di tutta l'attività sportiva e credo anche che questo sia uno sport che dà occasione per restaurare nuove amicizie e potersi anche frequentare al di fuori dell'evento sportivo in sé e che magari fa sì che si possano incontrare vecchi amici che hanno giocato in gioventù proprio tra di loro. Bene, grazie per il suo contributo e quindi ci troviamo nel terzo tempo di Walking Football. Grazie davvero. E con un precursore del walking football siamo qui con Claudio Ponte, quindi il primo tra i primi a portare, il primo a portare a Genova il walking football. Esatto, nel 2023 al 3 dicembre ho chiamato 5-6 squadre eccetera, sono riuscito a mettermi in contatto con GB Vito che è responsabile dell'Italia, a livello d'Italia, e abbiamo iniziato un'avventura che ha fatto delle bellissime partite
Infatti, caro signor Claudio, volevamo far sapere adesso ai nostri telespettatori l'età, la tua età. Ho 79 anni il 28 luglio e l'anno scorso sono stato fortunato per convocato nella rappresentativa della nazionale italiana. Quindi anche facendo parte della nazionale italiana. Caro Claudio, facciamo vedere questa meravigliosa maglietta con questo logo che tra l'altro hai studiato tu. È bellissimo il logo con la lanterna di Genova. Tira su il football perché essendo anziani abbiamo bisogno di essere tirati su. Non c'è bisogno di essere tirati su perché siete veramente una forza, una potenza e veramente un... Aspetta, allora mettiamola a favore di camera. Perfetto. Allora, grazie Claudio per il tuo contributo e complimenti ancora. Grazie.